TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario la cronaca. Anche nel territorio del veneziano sono state registrate pesanti ripercussioni a causa dello sciopero di 8 ore del personale ferroviario oggi, martedì 5 novembre. Sciopero indetto ieri dai sindacati uniti a seguito dei gravi fatti di cronaca avvenuti a Genova, dove lunedì un capotreno è stato accoltellato. Si è trattata quindi di un'agitazione estemporanea, proclamata, si legge in una nota, per l'ennesima aggressione avvenuta ai danni di un capotreno accoltellato gravemente nella tratta Genova-Brignola-Busalla, che segue per tempistica in un'escalation di violenza su scala nazionale le numerose aggressioni subite dal personale negli ultimi mesi. Lo sciopero ha comportato la cancellazione di quasi tutte le corse, lunghe code alle biglietterie e disagi ai pendolari. Ancora cronaca, ha ottenuto gli arresti domiciliari Renato Boraso, ex assessore alla mobilità del comune di Venezia, il quale si trovava in carcere dal 16 luglio scorso, quando è scoppiato il caso dell'inchiesta denominata Palude. Boraso deve difendersi dall'accusa di corruzione, nello specifico di essere responsabile di un giro di tangenti legate ad appalti pubblici, nell'ambito dei quali avrebbe favorito alcuni imprenditori in cambio di denaro. Il giudice ha accolto l'istanza di scarcerazione dopo una perizia sulla salute e sullo stato di salute dello stesso Renato Boraso, a quanto riportano le testate giornalistiche locali e nazionali. Cambiamo decisamente argomento. La Basilica svelata. Santa Maria della Salute è tornata a mostrarsi ai veneziani nel suo antico splendore. Ieri sera in un gioco di luci che sono andate dall'azzurro al giallo al bianco, risaltandone la magnificenza. Questa mattina nell'illustrazione puntuale del suo recupero architettonico tra le mura della biblioteca monumentale del seminario patriarcale, anch'essa parte del grande restauro dopo anni di oscurità. Sono stati 3 anni di lavoro, 12.000 metri quadri di ponteggio, 20 tecnici restauratori, un restauro da 3 milioni e mezzo di euro, 400.000 con fondi propri, grazie a donazioni e soprattutto al grande telo pubblicitario che celava i lavori in corso delle facciate. Restaurato anche il portone centrale, gli infissi, i 2 campanili e la maestosa biblioteca. Taglia il tuo mantello è un'iniziativa di solidarietà volta a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della grande povertà, educare i più piccoli alla solidarietà e al tempo stesso fornire un concreto aiuto alle persone che vivono in strada nel nostro territorio del veneziano donando loro coperte e indumenti caldi. Un messaggio di solidarietà e vicinanza al prossimo che coincide con le celebrazioni per la festa di San Martino, con la raccolta indumenti che si protrarrà da sabato 9 a domenica 24 novembre. I dettagli dell'iniziativa nel nostro sito notizieplus.it. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.